Ben ritrovati a Lunedì in Gol, amici di FVG Sport Channel, pronti per un'altra puntata ricca di immagini come sempre dai campi della nostra regione. È stato un weekend che ha ritrovato anche il sabato del nostro calcio. Noi infatti vi avevamo mostrato anche la prima gara integrale, che è appunto Chionza-Zanese, che potete vedere anche durante le nostre repliche settimanali. E ripartirei, prima di andare con la rassegna stampa e concentrarci su quello che è accaduto soprattutto nella giornata di domenica, farei subito un passo indietro, tornerei subito a sabato per parlare di Chionza-Zanese. Ne abbiamo parlato ampiamente ieri durante A Tutto Campo, dilettanti della domenica, abbiamo visto le immagini dell'integrale e adesso vi riproponiamo un servizio 0-0 e poi le interviste ai due allenatori, mister Giordano e Vittore. 0-0 tra Chionza e Zanese, una bella gara comunque tra due belle squadre, con una Zanese che forse ha qualcosina di più, almeno al momento. Vediamo. Arriva il fischio dell'arbitro, che è il signor Arazze di Luogo di Romagna. Ha fischiato l'inizio di questo derby. Come dicevamo, sentito, il Chionza attacca da subito, l'esterno di Zusso finisce altro sopra la traversa. In area di rigore si gira Tocchetto, mette la palla al centro, fondamentale di testa Pighin. La rimessa del Chionza, Zusso si avvicina, ma c'è anche Candusso in area, il pallone passa, attenzione a Vritz, la finta di corpo di Vritz, non riesce a calciare col destro, deve sistemarsela ancora, due uomini su di lui, il dribbling di Vritz, ancora, poi troppo però, e viene fermato, c'è calcio di punizione per la Zanese, Vritz il numero, ma poi Nonis lo ferma. La giocata di Nonis, Denadai è ben posizionato, arriva Fagotto, forse con un braccio, si gioca, palla al centro, l'occasione, traversa di Tocchetto, a Zanese vicinissimo al vantaggio. Il talento del Chionza, col sinistro sul primo palo, passa Gorgato, resta lì, Bertuzzo per poco non riesce a recuperare, esce adesso Spadotto, battuto, Peruc non ci arriva neanche la Zanese, adesso attenzione la girata, Peruc la ritrova lì, si tuffa sulla sua destra, la girata di Depin, la parata di Peruc. Rosso. Ah, c'è un rosso? Doppio giallo per Fier. Doppio fallo, doppio giallo però. E anche doppio fallo, perché giustamente sei stato espulso in questo caso. Beh, episodio tutto da rivedere questo, che cambia sicuramente la partita, questo rosso a Fier, doppia munizione che ci stava, quindi benissimo sì, Gabriele che mi ha ricordato l'episodio. Attenzione Alberti! Che cosa ha fatto? Adesso scambia proprio con il suo compagno di squadra Paciulli. Bella la giocata di Paciulli, subito si intende con Koulibaly, dal fondo Vritz di testa, fuori, era fermo Gorgato, ma non ha trovato la porta Vritz. Vuole lo scambio con Vritz, Vritz arriva, gli restituisce palla, bella la giocata, Zusso si allarga, c'è Spadotto, c'è calcio di rigore, Spadotto su Zusso, Vritz contro Gorgato, parte il numero 7, Gorgato è ancora lì, fuori gioco. Gorgato salva la Zanese, Gorgato ferma Vritz, si resta 0-0, non ci è arrivato nessuno, tutto facile per Gorgato e adesso attenzione a Tocchetto, si invola contro Peruc, il miracolo, Peruc ferma Tocchetto, tiro debole, si distende e para. Per il resto... Cross, Carniello, Peruc l'aspetta, spettacolare, fa un po' di scena, ma è quello che conta e che è decisivo, la mette in angolo, passa il pallone, attenzione dal Cinghe in area, mette al centro, Candussio, forse tocca quel tanto che basta per mettere fuori tempo Tocchetto, un'altra occasione, Nonis, questo è un lancio davvero millimetrico, Peruc, l'uscita sbagliata, non la paga però, è finita qua. 0-0 il derby, Gorgato e Peruc protagoniste, meglio le difese degli attaccanti. Mister Vittore, se poteva anche esserci la vittoria nel derby, no? In quel momento del calcio di rigore. Sì, mi dispiace perché abbiamo perso una bella occasione. Però insomma tutto sommato credo che il risultato sia giusto, anche perché noi giocavamo con la prima in classifica, una grandissima squadra
Noi non dobbiamo dimenticarci che siamo una neopromossa, e quindi il nostro cammino deve essere questo, cercando di fare più punti possibili ovunque. E quindi sì, ci poteva stare la vittoria, certo, però insomma siamo sempre una neopromossa. Lei crede che in questo momento l'Azzanese abbia qualcosina in più del suo Chions, come forse è giusto che sia, visto che siete una neopromossa? Sì, a mio avviso l'Azzanese, lei con altre 2 squadre, credo che insomma faranno un campionato di altissimo livello, cioè credo di primissimi posti. Mister Giordano, finisce 0-0, ma almeno la sensazione è che questa Azzanese si conferma grande. Finisce 0-0 purtroppo, devo dire, alla fine, perché per come si era messa la partita è chiaro che dici un pareggio può andare bene. Alla fine, visto come si è espressa la squadra, visto le potenzialità che c'è questa squadra, visto l'idea di gioco che questa squadra, c'è il rammarico di dire abbiamo buttato via 2 punti. È chiaro che in questo campo non è sicuramente facile, cerchiamo di trarre tutti i lati positivi e le cose positive che sono state fatte oggi. Il rammarico, ripeto, è purtroppo il risultato. Ecco, quindi mister, lei punta sempre al massimo perché vede che la sua squadra in questo momento sta bene, mi fa capire. C'è una cosa che voglio capire con lei: c'è stato un momento nella ripresa, il rigore discutibile o meno, che il Chions poteva andare sopra l'Azzanese, invece è successo il contrario, da lì poi l'Azzanese ha ripreso a macinare. Questo cosa significa? Anche questa è una squadra che ha un grossissimo carattere, è fatta di ragazzi giovani ma sono già uomini, hanno tutti avuto esperienze calcistiche importanti, vengono da settori giovanili importanti, tanti hanno fatto la Serie D, è stato il motivo per quello che noi li abbiamo portato qua, e sapevamo che comunque sono giocatori, nonostante la giovane età, che si sanno gestire e sanno venirne fuori dai momenti difficili. Visto anche a Charlins, perdevamo 1-0, la squadra non si è scomposta. Oggi Fantin si è visto che non c'erano, perché forse qualche gol in più arrivava. Sì, al di là che magari poteva sbagliarlo anche Maurizio, Jonathan Tocchetto ha fatto un lavoro straordinario. Dispiace perché forse con un po' più di freddezza, ma anche, io dico anche un po' più di esperienza, probabilmente una delle 3 occasioni avrebbe fatto gol. Però è un ragazzo da elogiare, perché comunque 2 anni fa era in Serie D e sembrava dovesse spiccare il volo, invece adesso è venuto da noi in eccellenza e comunque lavora con un'umiltà incredibile. Dopo aver visto le immagini ci soffermiamo su un argomento. È ritornato sabato nel nostro calcio. Noi crediamo che quello che è successo, per esempio a Chions, erano oltre 400 spettatori e soprattutto una bellissima atmosfera. Dimostra questo che il sabato l'anticipo è una cosa che funziona. L'unico grande dubbio che abbiamo noi è perché certe società rifiutino a priori l'anticipo. Noi crediamo addirittura che ogni settimana dovrebbe esserci un anticipo di cartello e che nel raggio di un numero di chilometri non dovrebbero esserci altre partite concomitanti, perché questo favorisce uno spettacolo come quello che abbiamo visto in occasione di Chions Azzanese. E quindi noi diciamo ok gli anticipi e cerchiamo anche di potenziare questa cosa, questa è la nostra opinione. Nel prossimo servizio però parliamo di quello che è il bello del calcio dilettanti, giornate come quelle che abbiamo vissute a Chions, grazie anche ad un tifo che è sicuramente positivo e non negativo, come troppe volte accade nel calcio. Vediamo. Il calcio dilettanti, quello che piace, quello dove il tifo è semplice esternazione di amore per il proprio paese, dove lo stadio si riempie perché la partita di cartello e gli addetti ai lavori non possono mancare. Aggiungi che questo è un derby sentito, stiamo parlando di Chions Azzanese, ma non sfocia in falli e proteste in campo o insulti sugli spalti, ma varca con piacere di tutti i confini dello spettacolo, anche senza gol. Mister Giordano guida sapientemente un gruppo che sa giocare a calcio. Azzano in estate traballava, ma un mascarin da quelle parti c'è sempre, e poi stavolta i giocatori davvero hanno recitato la loro parte, restando uniti, fedeli al progetto.
A Chions c'è una polisportiva che tiene aggregato il paese intero sotto il nome dei Bressan. Ti stupisce l'umiltà e la freschezza con cui la gente ti accoglie. Un'isola felice, Chions, come quella dei Feaci per Ulisse. Il segreto sta in un calcio giocato col sorriso. Chissà dove arriveranno queste squadre, ma noi siamo convinti possono arrivare lontano. Intanto ci resta l'immagine del Tesolin, riempito con oltre 400 persone, con le partite giuste. E nei posti giusti, aggiungiamo, il movimento dei dilettanti si dimostra sempre vivo e giovane. Basta saper lavorare bene, magari col sorriso, come fanno a Chions. Bella atmosfera a Chions, ormai siamo abituati con le coreografie di questi tifosi. Alberto è quello che un po' organizza tutto, sì, no? Ma diciamo di sì. da quanti anni? Abbiamo iniziato nel 2010 con i playoff col Cordenons, eravamo in 3-4, adesso non siamo in tanti, però... No, oggi sembravate in tanti. Oggi sì, ma è stata la miglior coreografia, diciamo, da quando siamo nati. Oggi diciamo che ha spaccato tutto. Perché c'era la Zanese? Perché c'era la Zanese, ovviamente, il derby, e questo è il derby più sentito. E ci hanno insegnato a fare un tifo pulito, seguire i nostri colori, la nostra squadra. Infatti multe non ne prendiamo quasi mai, noi cerchiamo di incitare sempre le nostre squadre. Dopo quegli altri possono dire quello che vogliono, però noi cerchiamo di fare il nostro e ovviamente speriamo di vincere. Ci torneremo dopo sull'eccellenza, adesso scendiamo in promozione e ancora per un attimo ferma la rassegna stampa perché queste gare sono state giocate sabato, sono state approfondite la domenica sui quotidiani, quindi andiamo ancora con un anticipo e Porcia-Bannia, finita 3-2 per il Porcia, bella partita, il Bannia quasi rimontava, è stata una partita vibrante. Il servizio. Porcia-Bannia, l'anticipo del sabato, il Bannia per continuare a punteggio pieno, il Porcia per ritrovarsi dopo la sconfitta col Flaibano. Ne esce una bella partita, un tempo per uno col Porcia che parte alla grande e infatti subito Cecchetto ci prova dalla distanza con un gran sinistro, para Grispan, ma poi Grispan viene anticipato al sesto nettamente da Buffa che da calcio d'angolo riesce con la testa a beffare il portiere. 1-0 per il Porcia. Timido il tentativo del Bannia dalla distanza. È sicuramente un primo tempo dominato quello dei ragazzi di Mister Da Pieve, che poi trovano ancora il raddoppio sfruttando una palla inattiva troppo ferma. Stavolta la squadra di Geremia esulta il Porcia. Rivediamo l'ultima parte di azione e il destro angolato quanto basta di un Viol troppo libero. È 2-0. Poi un episodio da valutare. Canci lascia proseguire, secondo lui non c'è fallo di mano di Cecchetto, poi serve al centro dove Ceciliot non può sbagliare per il 3-0. Vedete Muzzin che mima il fallo di mano a Canci, l'arbitro non è d'accordo. Rivediamo, il giocatore va per coprirsi, effettivamente la palla viene colpita col braccio, eppure Canci non fa una piega ed è 3-0, primo tempo dominato per il Porcia. Nella ripresa si parte così, con un calcio di rigore, a nostro avviso stavolta vede bene Canci e dal dischetto Muzzin non sbaglia, spiazzando per il Sinotto. È il gol che riapre la partita e dà fiducia a un Bannia che stavolta, favorito da un rimpallo, può siglare anche il 3-2. Visentin spedisce la palla sulla traversa e poi in rete. 3-2 e Bannia che ci prova ancora. Fino alla fine cerca di trovare quel gol che porterebbe ad un clamoroso pareggio. Solo qualche mischia e qualche tentativo dall'interno dell'area di rigore, nulla di più. E quindi finisce con la vittoria dei ragazzi di Da Pieve. Questa gara dimostra comunque le qualità del Bannia, ma al momento la festa è per il Porcia che si gode la vittoria. E restiamo in promozione Girone A nella giornata in cui si conferma
si conferma il Fiume Veneto Bannia invece in testa, quindi la cugina viene superata, che resta ferma a 9 il Bannia, invece il Fiume Veneto corre da solo in testa alla classifica. Chi non ha il ritmo giusto ancora è il Prata. Il Camino scappa, il Prata lo acciuffa, dice il Messaggero Veneto, finisce 1-1, quindi perde un po' il contatto con la vetta la squadra di Giavon. I due allenatori un po' delusi, nei commenti sempre del Messaggero, Temporini e Giavon non sono contenti, 2 punti buttati, così la vede anche mister Temporini, che comunque dà seguito alla prova vincente col Gravis, e sono 4 punti in 2 giornate, comunque per una neopromossa sicuramente l'avvio giusto, ha cominciato a ingranare questo cammino. Ha vinto sabato, a proposito di anticipi, ci sarà Brian Camino, Brian che ha vinto 4-1 proprio con quel Gravis battuto la domenica scorsa dalla squadra di Temporini. Torna a fare punti anche la squadra di Precenicco, le altre che corrono sono e che restano favorite sono il Cordenons e il Torre. Il Cordenons inizia Flaibano, ma un Flaibano che resta in 10, come leggiamo, espulso Santarossa, sicuramente questo è episodio decisivo nella vittoria poi per 2-0 del Cordenons. Il Torre vince in casa sua col Caporeacco, però stavolta un Caporeacco che dà qualche segno, Caporeacco mai domo, che riesce a mettere in difficoltà i viola con questo 3-2 che purtroppo però non porta punti alla squadra di del neo mister Copetti, però qualche segnale almeno c'è stato. Noi adesso dobbiamo vedere Camino Prata e poi anche la vittoria del Fagagna, che zitto zitto resta sempre tra le grandi della promozione, sempre la Messaggero Veneto. Mairo ed Ermacora mandano a fondo il Sesto Bagnarola. In foto c'è mister Furlano e nelle nostre immagini, grazie alle riprese delle società, ci sono i gol, il servizio di Camino Prata e Fagagna sesto. Scontenta tutti il pareggio tra Camino e Prata, lo diranno a fine partita anche i due tecnici Temporini e Giavon. Verrà fuori un 1-1, comunque da una bella partita. Va in vantaggio a freddo subito il Camino, 8 galli sul primo palo, meglio di tutti non ci arriva Zanier, beffato dal rapidissimo movimento del numero 11 del Camino. Ancora Camino poco dopo con Mainardis, cosa si mangia, guardate, da pochi passi, pallone altissimo con il sinistro. Si vedrà anche il Prata mentre rivediamo l'errore di Mainardis, si vede il Prata con questo sinistro alto, ma soprattutto con l'azione che stiamo per vedere, una mischia paurosa in area di rigore, sbaglia l'uscita il portiere del Camino, alla fine arriverà Zanon in scivolata ma non trova la porta, cosa spreca però il Camino, sempre Mainardis destro alle stelle da buona posizione, allora ci riprova il Prata con Quirici dalla distanza, in qualche modo il portiere, ancora Cons dopo un dribbling e ancora in qualche modo Breda, il portiere del Camino, questa volta si salva, nella ripresa si inizia a vedere Federico Mini, il suo sinistro iniziale è però debole, l'occasione che stiamo per vedere invece è colossale, ancora Federico Mini, il suo sinistro a scavalcare il portiere, viene salvato però sulla linea prima che rotoli in gol, grandissima questa occasione di Federico Mini, il Camino che tornerà pericolosissimo, ancora con Ottogalli, la sgroppata qui però è grandioso, Zanier in uscita, blocca tutto, tranquilli ci sono io, sembra dire il portiere del Prata, siamo già dall'altra parte, Quirici per Danso ancora respinge Breda. L'episodio invece controverso, siamo a 15 minuti dalla fine con Zanier in questa uscita, l'arbitro ferma il gioco, va verso il portiere del Prata, c'è chi pensa al rosso, arriverà invece un giallo, arriverà anche di lì a poco, sarà a 5 minuti dalla fine il gol del pareggio di Federico Mini che purtroppo non possiamo mostrarvi per un problema tecnico, ogni tanto capita anche a noi, è 1-1 tra Camino e Prata. Ha ingranato la Pro Fagagna che si prende la terza vittoria su 4 partite, a farne le spese il malcapitato Sesto Bagnarola che invece rimane a un punto solo in classifica, subito pericolosi padroni di casa, la zuccata di Fant va a respingere Argenton, rivediamo è un'occasione colossale, si può parlare tranquillamente di un gol mangiato, ci riproverà in contropiede la Pro Fagagna ma Maiello servito sulla sinistra, la sua corsa, proverà a mettere un pallone in mezzo, buca l'uscita Argenton, non la capisce però Plos che
e perde così l'attimo per realizzare l'1-0, l'1-0 che arriverà di lì a poco e sarà un grandissimo gol. È il 40° del primo tempo, l'assist di Ploss è geniale. Maiero fa però ancora meglio, salta Argenton e da posizione impossibile la mette sul secondo palo, è tutto buono, non c'è fuorigioco. Rivediamo ancora il tocco di Ploss e poi il diagonale da posizione angolatissima di Maiero. Ci sarà solo la Profagagna per gran parte della partita. Qui siamo già al secondo tempo che inizia con questa paperaccia di Argenton. Il destro di Ermacola è tutto tranne che irresistibile, soprattutto è da casa sua il portiere, però qui la combina grossa per il Sesto Bagnarola, il 2-0, manca completamente la presa, il 2-0 per la Profagagna, partita completamente in discesa per i padroni di casa. Ripetiamo, c'è solamente la Pro in campo, qui ci prova ancora Ploss con Argenton che invece blocca a terra. Argenton, portiere del Sesto Bagnarola, che è gravato da un super lavoro in questa domenica di calcio, qui ancora a terra la sua parata, ma metterà fra poco finalmente il naso fuori il Sesto Bagnarola, ma appena lo fa con un grandissimo gol, che è questa perla di Cassin, che è assolutamente da rivedere per il 2-1, lo stop con cui fa secco il difensore della Profagagna e poi il destro prende in controtempo Montagnese, lo buca, il 2-1 del Sesto Bagnarola, riprende però a macinare calcio la Profagagna, fa quello che vuole. Qui Ploss serve Kogoi sulla destra, il suo tocco però esce con Argenton in uscita. Da questo momento si spegne la Profagagna e il Sesto Bagnarola avrà 3 clamorose occasioni per pareggiare. La prima in realtà è una doppia occasione, la stiamo per vedere. Qui il sinistro del nuovo entrato Mara e poi soprattutto Pavan, non entra il pallone, non vuole entrare, viene salvato sulla linea, da rivedere assolutamente anche questa occasionissima per il Sesto Bagnarola. Soprattutto il secondo tiro, la palla non entra, ha visto bene qui guarda la salva sulla linea un giocatore della Profagagna. Guardate cosa si mangia invece in questa occasione, Fiorindo, nuovo entrato, pallone che sibila a fianco al palo e va sul fondo. Sarà praticamente l'ultima occasione della partita, perché in quest'ultima esce bene Montagnese e salva la Pro che vince 2-1. Adesso passiamo in promozione girone B per sottolineare il momento sicuramente buono, momento d'oro dell'Oltre e della San Giorgina. Non abbiamo le immagini, ma merita comunque un appunto la Torreanese, che ha vinto ancora 1-0 con Ronchi. Gazzettino, gol partita di Gasci nel recupero, per la Torreanese sono 3 punti d'oro, e sì, è arrivato al 48esimo del secondo tempo questo gol che tiene in alto la Torreanese, che è partita benissimo. Passo falso, piccolo passo falso del Tor Viscosa che pareggia con lo Zaure, però non è stato facile, almeno questa è la lettura del Messaggero Veneto, che dice lo Zaure le prova tutte ma il Tor Viscosa resiste, quindi alla fine è un punto buono per come, almeno così dice la cronaca del Messaggero, si è sviluppata poi la partita. Il gol di Pitt recuperato poi da Cen, comunque resta in testa il Tor Viscosa, però insieme all'Oltre. Valnatisone regala, dice il Gazzettino, Oltre ringrazia, vedremo le immagini, 2 veri e propri regali, ma intanto gli Orange balzano in vetta, la squadra di mister Cencic è partita davvero benissimo. Piccola curiosità, il gol della Valnatisone, allora l'allenatore dell'Oltre è Cencic, l'allenatore della Valnatisone è Chiacic. Curiosità, finisce 2-0, un gol lo segna il figlio di Cencic, Matteo, e poi l'autorete arriva da Chiacic, l'altro figlio dell'altro allenatore. Insomma, hanno deciso tutto i protagonisti, Cencic e Chiacic, sia padre e figli, potremmo dire, rubando il titolo di un famoso romanzo della letteratura russa. A parte queste curiosità, torniamo alle immagini, dobbiamo parlare dell'Oltre che è in testa. Attenzione alla San Giorgina, va, dice il Messaggero Veneto, nell'anticipo di sabato, battuto 2-0 un Isonzo troppo sfilacciato, un Isonzo che non ha quasi mai concluso in porta. Attualmente ha 8 punti. Quando arriverà la vittoria a tavolino, che arriverà per l'errore del San Giovanni di domenica scorsa, che non ha schierato di fatto un fuoriquota negli ultimi minuti, una volta
arrivata questa pena, diciamo, per il San Giovanni e l'aumento di punti per la San Giorgina, la classifica direbbe San Giorgina 10, così come Oltre e Torviscosa. E domenica c'è Oltre San Giorgina, la sfida tra due squadre belle che al momento stanno benissimo. E intanto questa serie a distanza comincia con i nostri servizi, con la doppietta del nostro Simone Fornasiere che ci racconta Vanna Tisone Oltre e San Giorgina Isonzo. La Vanna Tisone regala, l'Oltre ringrazia, ottiene i 3 punti e si issa al comando del girone B di promozione, girone in cui rimane l'unica squadra a non aver subito reti. Dopo 14 minuti, prima occasione proprio per l'Oltre, con la punizione calciata alta da Miano. Al 24esimo l'Oltre passa. È Amankawa che fa partire un filtrante per changing sul quale sembra controllare Tion, che però si lascia sfuggire la palla e per il centrocampista dell'Oltre è un gioco da ragazzi infilare la porta sguarnita. Potrebbe pareggiare la Vanna Tisone al 32esimo, al termine di un'azione corale che porta Del Degan a fare la sponda per Meroi, che di prima intenzione lascia partire un gran destro che va ad incolciare il palo alla destra di Zanier, cui non resta che sperare. Al 38esimo l'Oltre mette in ghiaccio la gara, ancora con la collaborazione di un giocatore della Vanna Tisone, nella fattispecie Chiagic, che nel tentativo di anticipare Miano insacca nella sua porta. Ripresa che si apre subito con una buona azione del Oltre, con Amankawa che va via in velocità da solo e poi calcia, trovando però la parata di Tion. Al 5° minuto, dall'altra parte, è Del Degan che serve Meroi, che fa partire un buon destro che trova però la pronta deviazione in angolo di Zanier. Al 27esimo è ancora l'Oltre che potrebbe chiudere i giochi, con il solito Amankawa che dopo una personale veloce azione libera Miano per il tiro, che però è da dimenticare. Al 37esimo, l'ultima occasione dell'incontro è questa punizione per la Vanna Tisone. Termina così con l'Oltre che guadagna i 3 punti e la vetta della classifica. È la partita di Mister Barbana che, se la scorsa stagione ha condotto in promozione la San Giorgina, anni fa condusse nella medesima categoria proprio quell'Isonzo che rincontra e batte oggi. Una partita dominata dalla San Giorgina, in cui mai sono stati in discussione i 3 punti, al cospetto di un Isonzo troppo rinunciatario. La notizia del giorno è il fatto che Ietri non vada in rete, ma Ietri che comunque entrerà in tutte le azioni d'attacco dei suoi. E all'11esimo è proprio un suo calcio di punizione che trova un tocco in mezzo all'area di rigore, terminando di poco a lato. 4 minuti dopo, il tocco che la punizione di Ietri trova è più fortunato, dato che Taverna, liberissimo, riesce ad insaccare da pochi passi. Al 25esimo, guardate che giocata fa Ietri, che decide di superare Gismano con un tunnel, prima di servire Kojanic, il cui tiro termina però alle stelle. Ripresa che si apre l'insegna dell'Isonzo, che arriva, dopo nemmeno un minuto di gioco, al tiro con Bogar, che raccoglie una sponda di Milan ma calcia alto. Ma è solo un'illusione, dato che sarà questo l'unico tiro in porta isontino. Continua invece ad attaccare la San Giorgina, che porta ancora al tiro il suo bomber principe all'11esimo, il cui sinistro termina alto. Sinistro che invece si chiude con ben altra destinazione, quello di Bidoggia 4 minuti dopo, con Paduani che, forse troppo fuori dai pali, non può che raccogliere la palla in rete. E all'ultimo respiro del match la conferma che non è destinato al tabellino dei marcatori Bomber Ietri che, dopo un'azione travolgente sulla destra di Regeni, viene anticipato da Esposito al momento della battuta, ma alla San Giorgina può bastare così. Succede di tutto tra Torviscosa e Zaule di Rabuiese. Alla fine la capolista rischia di scivolare via dalla vetta, non lo farà ma prenderà tanta paura. Il primo a rendersi pericoloso è proprio il Torviscosa, con questa imbucata precisa per Ramos, para a terra Furlan. Si vede per la prima volta anche lo Zaule con Blasina che semina il panico sulla sinistra al momento del tiro, però è defilato Parabuso. Ancora Blasina, questa volta proverà dalla distanza suo destro a scendere, sfiora il palo, era comunque in controllo il portiere Buso, più Zaule in
questa fase. Si vede Chen sarà poi protagonista nel bene e nel male nel secondo tempo. L'assist per Cipolla, il destro pazzesco, incrocio dei pali pieno da rivedere questa occasione per lo Zaule di Raboiese. Il destro potente, preciso di Cipolla, manca qualche millimetro, il pallone finisce all'incrocio dei pali, si va di là con un'altra occasione per lo Zaule, un altro destro, questa volta che finisce abbastanza lontano dai pali. Andiamo dall'altra parte del campo con il Torviscosa e con questa magia da vedere e rivedere di Michelin, l'assist di tacco per Candotti. Uscirà Furlan, ma la cosa da vedere è l'assist, lo facciamo immediatamente, questo tacco meraviglioso da finire in copertina. Il pallone non finirà in rete, ma in questo caso poco importa. Nel secondo tempo l'episodio che sblocca la partita, Paludetto che passa in aria non si sa come tra due giocatori, Zigon va con la spalla per l'arbitro e calcio di rigore. Ci saranno le proteste e rivediamo lo scontro tra i due, sembra spalla contro spalla dal dischetto. In ogni caso Capitan Pitta che spiazza a Furlan per l'1-0 del Torviscosa con il sinistro, portiere da una parte, palla dall'altra. Un rigore calciato molto bene contro Viscosa, che sembrerà poi galvanizzato dal gol. Qui ci prova Ramos, ci mette però la mano ancora una volta a Furlan. La reazione dello Zaule però non si farà attendere, si concretizzerà anche dopo poco, dopo questo destro parato dal portiere del Torviscosa. Arriverà questo bel gol proprio di Chen. Guardate che bella giocata del giocatore dello Zaule di Rabuiese, il sinistro imparabile a fil di palo, e l'1-1 che poi reggerà anche fino alla fine. Rivediamo ancora il gol di Chen, imparabile per il portiere del Torviscosa che però vuole tornare avanti, vuole vincere questa partita. Clamoroso questo gol sbagliato dagli uomini di Carpin. Il sinistro alto, attenzione però ancora a Cipolla, questo destro a scendere su punizione, pallone che sibila, vola però Buso all'incrocio, Buso che sarà grandioso nel finale. Ancora Zaule, ancora Buso, questa volta 2 volte dovremmo rivederla, questa doppia parata clamorosa di Buso una volta. Poi arriva anche un altro giocatore dello Zaule, seconda parata del portiere del Torviscosa. Adesso a vincere la partita ci prova lo Zaule, ma Buso è letteralmente un mostro. Anche in questa occasione esce tempestivamente come una bomba, devia il pallone in calcio d'angolo. Nel finale inizia un po' di nervosismo, inizia ad affiorare un po' di nervosismo, piccoli contatti, qualche scorrettezza. Qui alla fine di questa azione Michelin lanciato non si fermerà e andrà a colpire Furlan. Anche qui inizia qualche scaramuccia e poi, l'avevamo detto, Chen protagonista nel bene e nel male, fallaccio rosso diretto, se lo merita tutto. Sotto la doccia Chen si scatenerà, come stiamo per vedere, anche una piccola rissa in mezzo al campo. Vola solo qualche parola per fortuna, qualche spintone, niente di più. Finisce 1-1 tra Torviscosa e Zaule. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, a Percoto. Coniglio Natura, il coniglio friulano allevato all'aperto. La società agricola Vecon è specializzata nell'allevamento dei conigli da carne. Grazie alla salvaguardia della sanità e il benessere degli animali si possono ottenere carni salubri di primissima qualità. La linea Coniglio Natura comprende l'arrotolato, le cosce, gli hamburger, la cacciatora, e per saperne di più visita il sito www.coniglionatura.com. Un prodotto di altissima qualità e di assoluta eccellenza sulla vostra tavola. Coniglio Natura, scegli il coniglio friulano, allevato in un'oasi verde.
Se cerchi casa, Edil Mozzo fa il caso tuo. Edil Mozzo vende e realizza per gli enti pubblici e per i privati. Dalla ristrutturazione alla costruzione completa di case, palazzine, ville a schiera, opere pubbliche. Edil Mozzo vende direttamente le proprie realizzazioni. Vi seguiremo dal realizzo del progetto sino alla consegna dell'immobile. Edil Mozzo, una garanzia nell'edilizia fatta da un'esperienza trentennale. Edil Mozzo è a Precenicco. Telefono 0431 58 60 28. Adesso torniamo a parlare di eccellenza dopo aver visto le immagini di Chions Azzanese e sottolineiamo le vittorie di Charlins Muzzane, un tricesimo che ritorna a vincere in casa, aveva già vinto con Rivignano, continua un buon inizio di stagione e batte quella Manzanese che arrivava dalla importante vittoria col Cras, un Cras che però, ne parleremo dopo, si conferma non propriamente in forma. Un momento no, diciamo, per la squadra di Lupo in Grande che ha perso con la Virtus, seconda sconfitta in 4 giornate. Dopo ci torniamo su questa cosa. Intanto sottolineiamo come il tricesimo vola, lo dice il Messaggero Veneto, gli arancioni traditi da Petranca. Vedremo le immagini, un po' non una buona giornata per il portiere, immagini che vedremo grazie alle riprese ancora della Manzanese, quindi grazie alla società che anche in trasferta ha fatto le immagini, era già successo col Cras. E continuerò a sottolineare quelle società che attivamente ci danno una mano. Poi basta vedere la lista delle partite, capirete chi è presente davvero e chi insomma collabora zero e chi collabora con alti e bassi. E non, è inutile. Forse io dico solo ci perdono in visibilità queste squadre. Grazie però a chi c'è come la Manzanese che purtroppo però racconta in questo caso la sua sconfitta. Le riprese del Charlins Muzzane ci sono, il Charlins Muzzane si rialza con 5 gol, sempre il Messaggero Veneto che dice la svolta. Importante perché arriva alla vigilia di mercoledì la sfida di Coppa col Fontanafredda, vero obiettivo stagionale della squadra del presidente Zanutta, arriva con una nuova carica, un nuovo entusiasmo dopo la vittoria netta con la Gemonese. Vi ricordo che giovedì alle 20 ritorna a tutto campo il meglio e potrete vedere anche le immagini di Coppa. Io prima, per chi ci sta guardando dall'inizio, ho parlato del sabato in cui è bello avere un anticipo. Piccola nota per la federazione, un po' un peccato secondo noi aver inserito mercoledì eccellenza e promozione insieme. Era preferibile, secondo il nostro modesto avviso, separarle per poter concentrare appunto questi eventi, poche partite che potevano magari portare più pubblico in momenti diversi nel tempo, quindi era meglio giocare in diverse settimane le diverse categorie. Piccolo appunto, non una vera e propria critica, insomma. Noi comunque ci saremo, giovedì alle 20 vi mostriamo le immagini anche della Coppa Italia, di eccellenza in questo caso. Charlins Muzzane, ci sono nel servizio praticamente solo i gol, ma credeteci, ci sono stati i gol e poi poco altro. Charlins cinico che ogni volta che ha concluso in porta è stato perfetto, andando a battere un Tusini che invece non è stato alla sua altezza come noi sappiamo. E allora, dopo tante chiacchiere, vedete voi e guardatevi i gol del Charlins Muzzane e del tricesimo. Ritrova il sorriso il Charlins Muzzane con una vittoria netta sulla Gemonese. Il primo gol che apre le danze, spacca a terra il destro, Tusini non ci arriva, è 1-0. Vediamo le reti di questa giornata felice e la prima vittoria per la truppa di Zanutta. L'errore evidente sulla conclusione di Fuscello da parte del numero 1 giallorosso. Un po' un regalo, ma certo è che per Fuscello è manna dal cielo, perché il ragazzo si sblocca e poi sigla anche un grandissimo gol al volo ed è doppietta. 3-0 praticamente in 20 minuti per un Charlins Muzzane che zittisce la Gemonese, che fa fatica, e nella ripresa arriva anche il poker per la squadra del presidentissimo Zanutta, che in vista della Coppa può ritenersi un po' più tranquillo. Il gol di Pasentier fissa la gara sul 4-0, poi il
Quinto sigillo, quello di Battistin, tutto troppo facile per questo Charlins Muzzane che vince e adesso deve concentrarsi sul Fontana Fredda. A Muzzana si gioca per la semifinale di Coppa, l'obiettivo dichiarato dal presidente. Passo indietro invece per la Gemonese, il secondo gol consecutivo di Serafini non basta per alleviare la sofferenza odierna. Seconda trasferta per la Manzanese che arriva con la vittoria col Cras, mentre il 13° deve ritrovare punti dopo il passaggio a vuoto a Gemona. Sarà una giornata da incubo per Petranca. Intanto Favero comincia con questa conclusione dalla distanza che accarezza però la rete. Guardate questa giocata di Balzano, bellissima. Il suo destro però finisce fuori di poco e poi Petranca purtroppo commette questo erroraccio punito stavolta da Balzano, più facile il suo compito. Rivediamo l'errore, la papera del numero 1 della Manzanese. Purtroppo per lui non sarà l'unica, questo lancio lungo esce a vuoto, la palla resta lì e Balzano gli fa questo bel pallonetto morbido morbido col sinistro ed è 2-0 per il 13° che di fatto archivierà nel primo tempo la pratica manzanese. Poi Favero dalla distanza, ancora Petranca incerto e gol di Giacomini, per dirla in dialetto une giornadate per il povero Petranca. 3-0 13°, ripresa invece dove si vede la reazione della Manzanese. De Agostini è chiamato a qualche parata anche importante come questa sul destro in diagonale dell'attaccante della Manzanese. Lui ci mette la manona, compie davvero un bel gesto il portiere di mister Toffolo. Miano poi pennella e Monnes di testa angola bene e il gol della bandiera per la Manzanese. Bella la giocata di Miano, Monnes si conferma un bomber davvero. Finale in crescendo per la squadra di mister Lunian, ma ormai non c'è più tempo per recuperare, finirà infatti 3-1 per il 13°. Non bastano gli affondi finali della squadra della Manzanese, il 3-1 non si sblocca, passo indietro per i seggiolai, vince il 13°. Continuiamo con l'eccellenza sottolineando, noi cerchiamo di farlo sempre anche dove non ci sono le immagini, peccato che non ci siano purtroppo spesso ultimamente, ma confido nella società che riprenda come ha fatto in passato, ovvero il Fontana Fredda. Vittoria della squadra di De Pieri sul San Daniele 4-1, sicuramente una delle vittorie di giornata, ricca, una partita ricca di gol che parla di un Fontana Fredda che arriva alla Coppa contro il Charlins Muzzane, ma sicuramente con il vento a favore, perché sta benissimo questo Fontana Fredda. È una squadra importante, le pordenonesi quest'anno stanno bene, sono tutte squadre con qualità davvero. Il Fontana Fredda, l'Azzanese che abbiamo visto, davvero mister Giornalo ha creato una squadra, un gruppo che funziona, una squadra bella da vedere, e poi noi siamo sempre convinti che il Chions è una bella realtà. E stanno facendo sicuramente meglio dei super favoriti, come dice il Gazzettino nel suo punto. Non sono, diciamo così, il pronostico di inizio stagione non è più poi così rispettato, no? E allora ecco qua il punto crass, la crisi dei super favoriti, dice Angelo Miorin, che è partito malissimo. La squadra di Ruprin Grande che è stata affondata, protagonista di giornata da Pinescarel della Virtus Corno. E allora ecco qua ancora Gazzettino, Pinescarel affonda il Cras nelle pagelle, voto 8, Remida dice ciò che tocca diventa oro. Una buona Virtus Corno, che bello inizio stagionale per la squadra di mister Tortolo. E anche il Messaggero Veneto naturalmente pone l'attenzione su Pines Scarel, entra e decide, rimonta e vittoria Virtus. Tortolo nei commenti dice abbiamo giocato con cuore, se non rispetta il pronostico il Cras, c'è qualcun altro invece che sorprende, contro forse i pronostici, ed è l'ISM Gradisca.
Complimenti a mister Franti, l'ISM gradisca Corsara sul terreno del San Luigi. È fortunato il mister stavolta perché grazie al San Luigi, che collabora sempre perché è una società fantastica, si può vedere i gol di Filippo e Lius della Pietà. Invece è un momento difficile per il San Luigi, sul piccolo, dove stavamo leggendo il titolo per quanto riguarda l'ISM nella sfida con i biancoverdi, c'è l'intervista al DS di Tristini Cespa che dice discutere Musolino non ha senso. Spinto dal giornalista su questo inizio di stagione non bellissimo, sulla posizione di Musolino risponde così sulla posizione, scusate, di Musolino. Ci mancherebbe, noi crediamo che questa squadra abbia deve solo avere un po' di pazienza perché le qualità ce le ha tutte e avrà tempo di uscire da un inizio di stagione non brillantissimo, ma neanche secondo noi così preoccupante. Virtus Corno Cras e San Luigi ISM, i servizi. Il Cras deve rifarsi dopo la sconfitta con la Manzanese, ma di fronte c'è la Virtus Corno che in questo inizio di stagione sta benissimo e lo vedremo, giocherà una gran partita. Subito Diav mette in difficoltà la difesa del Cras, Calligaro in due tempi. C'è la reazione della squadra di mister Zupan e in questa giocata in profondità di Gnezevic, bravo De Blasi a leggere bene l'azione, ma è ancora Virtus, la squadra che gioca, si prova dalla distanza, velleitario, Diav, nessun problema per Calligaro, poi attenzione a Passalent, il cross al centro, non ci arriva nessuno, per pochissimo fa fatica il Cras e continua a costruire azioni la Virtus di Tortolo, l'azione ancora di Passalent, non ci arriva per pochissimo Zucchiatti. Attenzione però al 36esimo, l'unica giocata buona, Corvaglia riesce a servire Petracci, il suo destro è angolato bene, non lo riesce a fermare Kaucic ed è il vantaggio immeritato, ad essere sinceri, del Cras. È il momento buono sul finale di tempo, qui Kaucic però fa buona guardia. E passiamo alla ripresa, ci sarà la rimonta di una splendida Virtus che parte così a fondo di Diav, Arcaba è in ritardo, la Mannis di Udine non concede il fallo, Diav si dispera, poi invece cade a terra Zanon su un contatto con Arcaba, stavolta l'arbitro, la Mannis di Udine è generoso, incerto e dire poco, però Calligaro ipnotizza Diav e mantiene il vantaggio del Cras per 1-0, ma la Virtus riuscirà a trovare il pareggio con Pinescarel. C'è anche un po' di fortuna che se la va a cercare tutta però l'attaccante e la sua Virtus, di fatto l'assist glielo serve Zlogar e da una posizione di filata mette all'angolino, palo, gol, 1-1 Virtus, colpo di testa di Gnezevic e tutto qua nella ripresa al Cras che poi crolla. Guardate cosa fa con la vetta, robe da non vedere in eccellenza, bruttissimo, e Pinescarel invece sigla una doppietta bellissima, tutta da ricordare, vince la Virtus Corno, la gioia di Pinescarel, il 2-1 finale della Virtus contro il Cras è un altro risultato buono per un Tortolo che è partito benissimo. Preziosissima vittoria esterna per l'ISM sul campo del San Luigi e primo posto in classifica, raggiunta la Zanese a quota 10 punti, resta 3 invece il San Luigi. Subito ISM pericoloso con Della Pietà, il suo destro parerà però a terra Mislei, la risposta immediata del San Luigi che giocherà meglio questa partita ma alla fine la perderà. Il cross di Benvenuto, la girata lì del Zotto, questa volta a terra c'è Furioso, continuerà il buon momento del San Luigi, il cross di Centazzo che taglia tutta l'area di rigore, non ci arriva nessuno. Ancora San Luigi di lì a poco Benvenuto, questa volta sceglie di fare tutto da solo, il mezzo esterno non prende il giro giusto, soprattutto non prende la direzione giusta. Qui invece un'azione che farà molto discutere è la seconda nella partita dell'Itala San Marco, dell'ex Itala San Marco dell'ISM, con un giocatore che finisce a terra. Protesteranno tutti i giocatori dell'ISM, non c'è niente secondo l'arbitro, ci sarà poco tempo per protestare però, perché di lì a poco arriverà il vantaggio dell'ISM. E che vantaggio, che gol di Filippo, gol spettacolo, il pallonetto
morbido a scavalcare il portiere con il sinistro, la corsa verso la tribuna del giocatore dell'ISM Di Filippo, rivediamolo ancora questo gol, è bellissimo perché anticipa con il sinistro l'intervento del difensore, vede il portiere a metà strada e lo buca in questo modo con il pallonetto. Immagini del secondo tempo già in onda, con il vantaggio, con il pareggio anzi del San Luigi, meritatissimo, con Stipanic, la punizione battuta da Reder, sbuca sul secondo palo Stipanic e fa 1-1, inizierà qui un altro buon momento della formazione triestina di casa in maglia verde, proverà addirittura il vantaggio che a tratti avrebbe anche meritato la squadra del San Luigi. Non ci saranno però grandissime occasioni in grado di impensierire la porta dell'ISM, soltanto qualche cross oppure qualche tentativo dalla distanza come questo, ancora di Benvenuto, ancora il pallone alto, e allora, come il calcio vuole, è in arrivo la beffa per il San Luigi, la firmerà questa grandissima giocata ancora di Filippo che fa quello che vuole sulla sinistra, il pallone in qualche modo arriva a Della Pietà che è completamente dimenticato dalla difesa del San Luigi, mani che si alzano, qualcuno si arrabbia, fatto sta che Della Pietà si trovava da solo a 2 passi dal portiere del San Luigi, facile, non c'è fuorigioco, vince l'ISM per 2-1 grazie a questo gol, anche perché Benvenuto nell'ultima occasione non riuscirà ancora una volta a trovare la porta. E allora, dopo aver parlato dell'eccellenza, andiamo a chiudere con la Serie D in questo nostro viaggio, in questo nostro lunedì in gol, ancora con tante immagini. Vi ricordo anche che potete rivedere la trasmissione sia sul sito fvgsportchannel.com, ma anche seguendoci sulla pagina Facebook di A Tutto Campo. Cliccate mi piace, lì trovate le trasmissioni appunto, altri servizi, curiosità, come la rubrica del chiosco ad esempio, che è ripartita ieri. So che ci sono molti affezionati per questa nostra simpatica rubrica che va a conoscere un po' anche quella parte che non ha a che fare col calcio giocato ma che ha a che fare col sociale, ovvero il lavoro delle società al chiosco, e poi noi la trattiamo naturalmente con un po' di goliardia. Quindi guardate, no? Seguiteci su Facebook e trovate tanti gol e anche altre cose come questa. Adesso chiudiamo con la Serie D. E vi ricordo anche di seguire, come da 3 anni questa parte continua, la rubrica Voto al miglior gol sul Messaggero Veneto. Da domani 5 migliori gol da votare. Chiudiamo Serie D, caso Triestina, partiamo da quello. Mezz'ora non basta, terzo stop, dice il piccolo. Costantini sempre più in bilico, perde ancora la Triestina, inizio di stagione bruttissimo da dimenticare. Qual è la situazione di Costantini? Allora, che l'amore un po' col tifo, con Trieste, del mitico Roccia, che da giocatore ha lasciato sicuramente ottimi ricordi, da allenatore, adesso l'amore sembra un po' finito. Pazienza esaurita per i tifosi che fischiano ancora. Domani dovrebbe arrivare una decisione della società. Oggi la società non si è riunita per parlare del futuro del tecnico. La sensazione è che la società non dia totalmente la responsabilità a Costantini, ma abbia voglia di ragionare, di fare un ragionamento più ampio su tutto quello che dare tutta la colpa a lui sarebbe effettivamente sbagliato, perché il progetto Triestina è comunque sempre nuovo e sempre in divenire. La stessa società e lo staff tecnico in generale ha bisogno di tempo, e credo che proprio il presidente Puglia riconosca questo con grande umiltà e con grande attenzione, quindi non tutte le colpe a Costantini. Siamo d'accordo, però ormai anche la posizione del tecnico è troppo complicata, troppi sono stati i passaggi a vuoto e quindi ormai il suo futuro sembra lontano dalla panchina del Triestina. Forse domani la decisione, al più tardi mercoledì, a meno che un po' a sorpresa francamente la fiducia non venga prolungata fino al derby con l'UFM di domenica. Un UFM che non vince ancora, ha pareggiato a campo rassegno, dice il piccolo, su calcio di rigore arriva il pareggio col Belluno. Piccola parentesi, chiudiamo sulla Triestina, futuri tecnici, difficile sbilanciarsi ancora, uno perché Costantini è sì in bilico ma non è ancora fuori dai giochi, poi a Trieste ci possono essere sempre sorprese. I nomi in voga nel panorama
friulano-veneto, diciamo, che conoscono la Serie D sono Stefano De Agostini, secondo noi che sarebbe una scelta davvero saggia, e poi anche Fabio Rossitto, anche se Fabio Rossitto è un nome che, come si sa, è tanto legato all'Udinese e non so quanto sarebbe una mossa invece questa saggia legarlo alla panchina della Triestina. Chiuso questa parentesi, se la Triestina va avanti col terzo stop, il Pordenone invece si gode la cinquina. La battuta avrebbe da dire cinquina Pordenone, a Trieste non è uscito neanche Lambetto finora sulla ruota di Trieste. E allora 5 vittorie su 5 per i neroverdi e ora il primato è solitario. Ha iniziato la stagione da grandissima la squadra del presidente Lovisa nella giornata di Serie D. Si sblocca della Bianca invece per la Sanvitese, vittoria importante in zona salvezza. Bene la Sanvitese, bene Muzzin, altro tecnico che si conferma tra i più bravi e interessanti di questa regione. E poi invece momento no per il Tamai. Gazzettino, l'Onda Sacilese travolge Tamai, finisce 5-1. Vi ricordo domani l'appuntamento alle 20 con l'approfondimento con la Serie D con Marco Grusti che adesso sentirete con la cronaca di Pordenone, Union Ripa Pordenone, ieri in trasferta, come sempre le immagini di FVG Sport Channel, e poi sempre Marco Grusti per il servizio sulla Sacilese, il derby Sacilese-Tamai. Vediamo. C'è modo e modo di vincere o perdere un derby, è fantastico quello che sceglie la Sacilese, 5-1 al Tamai, va alla grande la squadra di Zironelli, pericolosa alla mezz'ora con Fabbro e a segno poco dopo con questa perla di Paladin, serie di dribbling e tocco sul primo palo esplosa il 25 aprile, proverà a reagire il Tamai con il tiro cross di Ortolan, ma Bazzichetto toglie la palla dalla porta, da qui in poi solo Sacilese in avvio di ripresa, il 2-0, la doppietta di Paladin, il tocco basso, piovono gol a Sacile, arriva anche il primo in bianco rosso di Beccia, il colpo di testa da calcio d'angolo e poi guardate, il più bel gol di giornata lo segna Boscolo Papo, bomba all'incrocio dei pali, c'è gloria anche per Craviari, il suo invece è il primo gol in generale in Serie D, il gol della bandiera su punizione di Conte per il Tamai, Sacilese mostruosa al 25 aprile, dimenticato in un lampo il derby con il Pordenone, finalmente una squadra cinica in grado di segnare in 90 minuti più del doppio dei gol realizzati nelle 4 partite precedenti, nessun allarme al Tamai, invece la sconfitta è di quelle toste che fanno male, ma è solamente la prima in campionato, certo qualcosa deve migliorare e deve farlo anche in fretta. Due pianeti lontani, due continenti agli antipodi, Pordenone e Union Ripa è un testacoda, chi va a 300 all'ora e chi ha il derby in poppa e chi non si schioda invece da un punto vecchio di un mese. Hanno due sole cose in comune, sono il nero e il verde, può andare anche a mettere il cross, una finta, Zanardo va col sinistro, il pallone buono per Zubin di testa, il pallone sulla traversa e va sul fondo, la prima grandissima occasione per il Pordenone, la traversa spizzata da Emil Zubin, il cross di Zanardo, Florian l'ha sterzata, Florian si libera di un avversario, poi di un altro, parte il cross di Florian, lo mette fuori rischiando tantissimo Salvadori, ha rischiato l'autogol Salvadori. È iniziato il secondo tempo a Belluno, lo stadio polisportivo 0-0, si sovrappone Tomasi, Mastellotto non lo vede, può andare col sinistro, Mastellotto, pallone sibila a fianco del palo di Careri, che comunque c'era, ma questo è un gran tiro di Mastellotto, la prima vera occasione dell'Union Ripa che scalda il polisportivo, che adesso converge verso il centro, può vedere anche Mastellotto dall'altra parte, il lancio proprio per Mastellotto che è in posizione regolare, Mastellotto, la svirgola, ma che occasione per l'Union Ripa, sembrava partito leggermente al di là Mastellotto e al limite dell'area Florian, parte il cross direttamente verso Nicolini, colpisce di testa Nicolini, vola De Carli, tocca il pallone in calcio d'angolo, colpo di testa di Nicolini, Zubin di testa anticipato ancora da De Checchi e poi Florian in area di rigore, cade, calcio di rigore per il Pordenone, svolta della partita, ha fatto secco Nicoletto, parte Zubin, va col destro e para De Carli, sbaglia il calcio di rigore Emil Zubin, la parata di De Carli, rigore centrale, tirato male, più che parato bene. Si resta 0-0, parte il calcio d'angolo di Casella, Mattielic e poi Zubin con tanta fortuna zittisce il pubblico, Emil Zubin, secondo gol in campionato,
Pordenone in vantaggio, dalle stalle alle stelle in questo caso, nel giro di un minuto. Il calcio d'angolo, c'è arrivato Mattielic di testa con la sponda e poi un tocco che ha favorito Emil Zubin, un rimpallo, pallone che è finito in rete, va Casella lungo per Zubin, la girata di Zubin, ci arriva il portiere, poi Niccolini, il 2-0 del Pordenone, aveva preso anche questa De Carli, era lì, Niccolini per il 2-0, il primo gol con la maglia del Pordenone, per Daniel Niccolini. Al 33esimo il Pordenone raddoppia e forse chiude qui i conti di questa trasferta, lungo il pallone. Viene preso da Sommavilla, area di rigore, era ritornato Malacarne, Tielege servito da Flore nel cross al centro per Berzotti, può diventare buono ancora per il Pordenone, Buratto con il destro ed eccolo qua, un'altra prima volta, quella di Buratto con la maglia del Pordenone. E 3-0 al 47esimo, partita chiusa, segna anche Buratto, adesso sì che è davvero finita. Il Pordenone passa al Polisportivo di Belluno dopo la grande paura del rigore sbagliato di Zubin, arrivano 3 gol, segnano lo stesso Zubin e poi 2 prime volte, quelle di Niccolini e di Buratto per il 3-0 finale. Un saluto da Marco Agrusti per FVG Sport Channel, alla prossima! E anche per oggi, amici di FVG Sport Channel, è tutto, tanti gol, la rassegna stampa, spero vi siate divertiti come sempre con il nostro lunedì in gol, non resta che ricordarvi gli appuntamenti martedì alle 20 e giovedì alle 20, approfondimento prima sulla Serie D e poi giovedì sul calcio dilettanti in generale, con la regia oggi di Enrico Tomat che ringrazio, questo è lunedì in gol, vi aspetto ogni lunedì per il calcio dilettanti, solo su FVG Sport Channel, solo da noi le immagini, alla prossima!